Pubblicato oggi su Repubblica un articolo a firma di Salvo Palazzolo in cui racconta di un progetto di attentato nei confronti del PM Nino Di Matteo, un pezzo da 90, magistrato dell'inchiesta trattativa Stato-mafia ed oggi componente del Consiglio Superiore della Magistratura. La richiesta, scrive Palazzolo, arrivò da Messina Denaro nel dicembre 2012, ha svelato alcuni anni fa il boss pentito Vito Galatolo. Ci mobilitammo per comprare l'esplosivo. È certamente uno dei misteri più interessanti della storia di mafia in Sicilia che ripercorre la trattativa Stato-mafia. Ulteriori elementi descrivono come un altro pentito che collabora da qualche mese con i magistrati della Procura di Palermo conferma che fu lui a procurare l'appartamento nella zona di Ballarò per il summit in cui si discusse dell'attentato a Di Matteo e sul fatto che Messina Denaro aveva chiesto qualcosa ai mafiosi di Palermo. Le nuove rivelazioni sono coperte da un rigido segreto istruttore. I pubblici ministeri Amelia Luise e Francesca Mazzocco hanno depositato in un processo solo un verbale in cui si parla di estorsione a commercianti e gestori dei locali del centro storico di Palermo. Fra queste carte c'è un riferimento all'appartamento del summit al quale erano presenti diversi esponenti mafiosi. In quell'incontro si disse era arrivato un messaggio di Matteo Messina Denaro tramite uno dei presenti all'incontro. Si parlò infatti di 150 kg di esplosivo acquistato in Calabria, esplosivo che è stato a lungo cercato dagli investigatori tra Palermo e Monreale. Le indagini della Procura di Caltanissetta sul progetto di attentato si sono chiuse con un'archiviazione nonostante i riscontri trovati alle parole di Galatolo. L'attentato non venne realizzato e quindi non c'erano gli estremi per contestare il reato, ma restano le parole di Galatolo, che ha detto chiaramente Messina Denaro chiedeva l'attentato perché Di Matteo si era spinto troppo avanti. Il super latitante metteva a disposizione un esperto di esplosivi per portare a termine l'azione. I boss palermitani avevano pensato di piazzare la carica davanti al Palazzo di Giustizia a Palermo, davanti all'abitazione del magistrato. L'arresto di D'Ambrogio rallentò il piano, poi nel 2014 Galatolo chiese di parlare con Di Matteo, gli svelò il progetto e decise di iniziare a collaborare con la giustizia. Ora è il momento di Geraci, arrestato a fine settembre dalla sezione catturante della squadra mobile di Palermo dopo una latitanza durata 2 mesi. Ho deciso di cambiare vita, ha detto ai magistrati, e ha cominciato a parlare degli ultimi segreti di Cosa Nostra palermitana, che sono anche segreti dell'imprendibile Matteo Messina Denaro, ricercato dal 1993 per scontare l'ergastolo per le stragi.